È venerdì 11 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Da te torniamo fra poco Emanuela per leggere e commentare le pagine dei quotidiani, intanto regionali, poi più avanti anche quelli nazionali, ma intanto cominciamo con le notizie, parliamo di ST Microelectronics, c'è stato un vertice a Roma con il ministro Urso, assente invece Giorgetti, confermati gli investimenti, ma i rappresentanti del colosso italo-francese annunciano anche 2.800 esuberi in tutto il mondo, nei loro impianti in tutto il mondo. Il piano industriale però non convince i sindacati. Esuberi e investimenti, le due facce della stessa medaglia che sono state confermate nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra ST Microelectronics, sindacati e governo. Davanti al ministro Urso l'azienda ha ribadito che andrà avanti con i piani di investimento e nessuno degli attuali siti in Italia e nel mondo verrà chiuso, ma d'altro canto ha annunciato 2.800 esuberi in 3 anni a livello globale. Come saranno gestiti questi esuberi? L'azienda dice testualmente che si procederà attraverso misure volontarie, ammettendo dialogo e negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Vi saranno spostamenti da compiti manuali ad automazioni. Immediata la replica dei sindacati, la FIOM CGIL parla di un piano parziale pieno di ombre e di omissioni perché il taglio all'occupazione in Italia non è stato quantificato. Per Angelo Mazzeo, vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, bisogna rimanere vigili. È un piano industriale che non ci ha soddisfatto pienamente, nonostante gli investimenti per i siti italiani sono stati confermati, ma non c'è stata alcuna nozione assolutamente su quelli che sono le garanzie dei livelli occupazionali. Il Ministero su questo, c'era presente infatti il Ministro Adolfo Urso, deve fare da garante affinché si venga fatto un contratto di programma per quantomeno cercare di minimizzare l'impatto occupazionale su quelle che sono le strategie aziendali. 13.500 lavoratori di STM in Italia, a Catania sono 5.004. Qui, tra le modulazioni annunciate dall'azienda, l'azzeramento del cosiddetto settore CT6 con i lavoratori che dovrebbero transitare nel nuovo SIC Campus con investimenti per 5 miliardi di euro. L'M5 sarà invece mantenuto. Il ministro Urso ha sottolineato come sia necessario riportare l'Italia al centro dello sviluppo industriale di una multinazionale a controllo pubblico che è nata in Sicilia riferendosi all'epoca della SGS Microelettronica. Questo al netto dei problemi di mercato dovuti anche al crollo dell'industria dell'auto e alle regole del Green Deal su cui l'azienda aveva puntato molto. Allora, Emanuela, partiamo da qui, da questa notizia. Sì, partiamo da Repubblica Palermo, Angelo, che tra l'altro apre con questa notizia, appunto con questo tema che riguarda la STM. Esuberi e incertezze da STM, però anche agli altri gruppi industriali, all'ex Bluetech, le nubi sull'industria siciliana. Il ministro Urso per Catania 2,6 miliardi, ma il colosso italo-francese conferma 2.800 uscite nei suoi stabilimenti. E poi si parla anche di Termini, dove il rilancio è fermo. Nell'altra pagina vediamo un'intervista a Bianchi, il direttore generale di Svimez, che a proposito appunto di Termini dice dubbi su Pelligra, Regione e Stato vigili no. Si parla del progetto di rilancio appunto da parte del gruppo Pelligra. E poi la Sicilia non può prescindere dal settore industriale e l'Etna Valley rimane strategica per trainare lo sviluppo. Quindi insomma il tema delle industrie siciliane in primo piano. Andiamo a vedere sulla Sicilia invece nello specifico il tavolo a Roma. STM taglia 2.800 posti nel mondo, ma Catania, centro di eccellenza, piano industriale illustrato a governo e sindacati che però restano scettici, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio. Il ministro Urso ha detto l'azienda dovrà chiarire in modo puntuale le prospettive di lungo periodo della società. Il CEO Sherry, faremo leva sui siti esistenti e ci impegniamo a gestire questo programma in modo responsabile. E poi andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, STM, vediamo qui tra dieta e investimenti sul polo di Catania. La multinazionale italo-francese delinea gli scenari dei prossimi 3 anni. Adesso c'è la cronaca d'Aspo e squalifiche per i giocatori della Russo Calcio, società di riposto, che hanno aggredito un arbitro. Squadra esclusa dal campionato Under 17 allievi. Il presidente dice: chiediamo scusa.
sportivo a 10 giovanissimi giocatori della Russo Calcio di Riposto, sospesi da 3 a 5 anni per il pestaggio del giovane arbitro Diego Alfonsetti, avvenuta lo scorso 5 aprile nella partita con il Pedara. All'indomani della sentenza sportiva, il questore di Catania Bellassai ha emesso il DASPO per 4 dei calciatori, con il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, di 3 anni per un quindicenne e un 17enne e di 2 anni per un 14enne e un altro 17enne. Altri provvedimenti potrebbero arrivare nei confronti di altri ragazzi che hanno inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni l'arbitro 19enne che ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Io penso che queste sanzioni siano state adeguate, ma penso che non bastano. Serve una svolta culturale. Io sono rimasto veramente molto scosso, molto colpito da questi fatti. Mi ha colpito principalmente quel tipo che con la bandierina ha colpito l'arbitro, strappandola al guardaline di parte. Ecco, questo è stato un gesto veramente odioso, veramente insopportabile. La sentenza del giudice sportivo ha colpito anche la squadra, esclusa dal prossimo campionato allievi Under 17. Squalificato fino al 30 giugno 2025, l'allenatore è inibito fino alla stessa data il dirigente addetto all'arbitro. Dobbiamo premettere subito una cosa: noi condanniamo questo evento, non deve passare l'idea o l'informazione sbagliata che noi stiamo difendendo qualcuno. Noi non possiamo difendere l'indifendibile. Dobbiamo capire qual è la causa di questo disagio, non so come definirlo, di questa violenza che si scatena in loro per una partita di calcio, e cercare di correggerlo in qualche modo. Solo la squalifica secondo me non è sufficiente. La Sicilia è la seconda regione in Italia per numero di aggressioni nei confronti degli arbitri. Nel 2024, secondo l'AIA, sono state 98. Si continua a parlare di questa aggressione che in realtà è venuta la settimana scorsa, però ha creato davvero una discussione non solo sui social ma poi sui quotidiani nazionali, nei palazzi delle istituzioni del calcio. Ma fondamentalmente ha anche scoperchiato un po' il vaso di Pandora, perché c'è forse troppa violenza, soprattutto in queste categorie, in questi campionati minori. Angelo, tra l'altro... Nel calcio giovanile ci sono episodi, troppi episodi. Troppi episodi, tra l'altro la Sicilia, come sentivamo anche nel servizio, è la seconda regione in Italia, dopo il Lazio, appunto per episodi di aggressioni agli arbitri. È un dato, sono statistiche dell'AIA, quindi evidentemente, come sentivamo sia nelle parole di Morgana che del presidente, nella fattispecie appunto della Russo Calcio, forse servirebbe anche una giustizia riparativa, la squalifica accompagnata anche però anche da un'educazione, quindi gli allenatori in questo caso devono essere anche degli educatori nei confronti di questi ragazzini che forse troppo spesso esagerano con questi comportamenti. Comunque andiamo a vedere i giornali. La Gazzetta del Sud: arbitro aggredito. Naturalmente la notizia di ieri era proprio questa, cioè il DASPO del questore a 4 giocatori minorenni. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri ai genitori proprio perché erano minorenni, ma sono in corso indagini per identificare anche gli altri partecipanti a questa aggressione, quindi è probabile che questo provvedimento comunque riguarderà anche altri ragazzi. E poi sulla Sicilia vediamo in prima pagina in alto riposto, ecco, i primi DASPO per baby giocatori. Bene, grazie. Adesso a Siracusa giovani e adulti, donne e uomini sono scesi in strada per ribadire il no ad ogni forma di violenza. Dal governo adesso si aspettano misure concrete e pene certe. Sono state anche troppo le vittime e fino ad oggi dobbiamo fermarle. Il patriarcato riguarda tutti e sempre più uomini dovrebbero scendere in piazza, non dobbiamo essere soltanto donne. Il femminicidio, le fiaccolate, i cortei, poi il silenzio. Tutto questo non può e non deve accadere, mai spegnere i riflettori su un problema che non stenta a fermarsi, e a Siracusa lo hanno ribadito a gran voce. Il problema della società oggigiorno è la costante intanto paura a camminare liberi e liberi per le strade, perché la violenza è ovunque, e poi soprattutto alcuni non riescono a comprendere proprio l'importanza del no, alcuni non riescono ad accettare un rifiuto. Proprio un mese
mese fa Palazzo Chigi ha approvato un disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, una novità che però non basta. Serve lavorare sull'educazione, serve lavorare sulla formazione. Il femminicidio e la violenza di genere sono un problema culturale. Si devono prevedere interventi strutturati nelle scuole e devono essere fatti da personale che sia formato. Ed è importante diffondere la cultura del rispetto, non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. Le 22enni Sara Campanella e Ilaria Sula, stessa età, stesso tragico destino, qui non le dimentica nessuno. Ricordare le vittime affinché non ce ne siano altre. Perché è il contributo che noi possiamo dare al nostro piccolo. Torniamo da Emanuela. Sì, mentre si continua a manifestare, a mostrare insomma anche solidarietà nei confronti della famiglia di Sara, ma soprattutto per dire basta ai femminicidi, proseguono anche le indagini a carico di Argentino, appunto accusato di femminicidio. Allora andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud, Sara, gli accertamenti sul coltello e i vestiti insanguinati di Argentino. Al vaglio anche telefonini, come è stato detto fin dall'inizio, e computer che sono stati appunto sequestrati dai carabinieri a Noto per comprendere meglio la fuga del femminicida e i contatti con la madre che lo ha aiutato. Ricordiamo che in questa vicenda entra in gioco anche la madre di Argentino, perché avrebbe avuto un ruolo soprattutto per quanto riguarda la fuga del figlio. La donna ha detto: sono andata a prenderlo a Messina perché lui al telefono mi diceva di volersi suicidare. Ancora non sapevo appunto cosa fosse accaduto, ma intanto gli inquirenti faranno delle indagini più approfondite appunto per capire anche il ruolo della madre. Ma dicevamo, ci sono intanto convocati in procura per domani gli avvocati della famiglia Campanella e il nuovo difensore del 27enne, perché Argentino proprio 2 giorni fa ha cambiato il suo avvocato, ha revocato l'incarico a quello precedente, ma ci sono anche altre consulenze da affidare. Per esempio leggiamo nell'articolo quella appunto sul coltello pieghevole di tipo svizzero che è stato trovato dai carabinieri a circa 150 metri di distanza dal luogo del delitto, e che presumibilmente potrebbe essere proprio l'arma del delitto. E su questo reperto però gli stessi militari nei giorni scorsi hanno espresso dubbi sul fatto che possa essere l'arma adoperata da Argentino per uccidere Sara. Si era parlato anche di un bisturi all'inizio, comunque sarà l'esame a chiarire tutto, naturalmente, se l'arma è compatibile, e poi bisogna anche periziare, come abbiamo visto anche nel titolo, i vestiti macchiati di sangue proprio dell'assassino che stava ancora indossando quando è stato catturato poi a Noto. Bene, adesso torniamo a Palermo invece per l'operazione antimafia condotta per l'appunto contro il clan della Noce. Il dibattito continua su sul sistema che esiste a Palermo, ma anche in altre città, una mafia che aiuta i cittadini e che risolve le beghe tra i privati. Quello che emerge è un quadro sconfortante e adesso cerchiamo di capire il perché e le motivazioni, anche con delle riflessioni. La mafia della porta accanto, quella che risolve le beghe tra privati, quella che puoi chiamare anche per sollecitare lo sfratto di una casa. L'ultima inchiesta sulla mafia della Noce a Palermo ricostruisce uno spaccato di degrado dove è dominante una subcultura difficile da bonificare. Molti cittadini si rivolgono ancora alla mafia per avere risolto un problema o per chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un'attività commerciale, e così alla mafia della Noce ci si rivolgeva per aprire una pizzeria, per assicurare di poter alzare la saracinesca senza avere ripercussioni. La mafia prima dello Stato, delle forze dell'ordine. Una questua l'ha definita giustamente, correttamente il giudice per le indagini preliminari. Altro non è, purtroppo, una subcultura. La gente si mette in fila per ricevere piccoli e grandi favori dai boss. Non è la prima volta che emerge, già in passato, ad esempio, si era scoperto che persino gli ambulanti abusivi delle feste rionali si rivolgevano al Mamma Santissima di turno
per vendere i panini con la milza oppure le bottiglie di birra. È davvero sconfortante, la mafia trae la sua linfa da questo. Alla Noce c'era un governo differente e anche se il mandamento era spaccato tra dissidi, tra vecchie e nuove leve, il pizzo veniva imposto a tutti, anche €1, ma devono pagare tutti, dicevano gli arrestati che non sapevano di essere intercettati. Emanuela, approfondimenti anche su questi aspetti? Sì. Tanti aspetti, perché c'era anche sullo sfondo appunto questa guerra interna, insomma, tra la vecchia guardia e le nuove leve. Vediamo Repubblica, pescherie, ristoranti e negozi, affari alla noce del boss scarcerato. Stiamo parlando di Renato Lo Nigro, tornato in libertà, voleva riprendersi il potere. Il questore Calvino, necessario investire nello sviluppo dei quartieri. E poi restiamo su questa pagina perché c'è l'intervista a Nando Dalla Chiesa, figlio del generale, che dice: la lotta ai clan è servita ma non ha scalfito la cultura mafiosa. Il sociologo, figlio appunto del generale assassinato dalle cosche, interviene dopo l'ultimo blitz. Bisogna dare risposte, altrimenti la guerra è persa. E ancora, le persone si rivolgono a chi risolve i loro problemi e lo Stato in molte zone della città non solo non lo fa, ma addirittura crea ostacoli, che poi, come dire, riassume quella che poi è stata la storia della mafia. La mafia nasce proprio in risposta all'assenteismo dello Stato. Sì, adesso la festa della polizia, ieri a Catania, ma in tutta Italia. Noi siamo andati a San Cristoforo, dove la Polizia di Stato ha scelto di festeggiare quest'anno per l'appunto l'anniversario della fondazione. C'era il questore Bellassai e da San Cristoforo ha detto: partirà il rilancio di Catania. Sentiamo. C'è un problema, attenzione, non capiamo quale possa essere il problema dell'audio. Adesso però andiamo da Emanuela per leggere qualche cosa su questa notizia, oppure andare a completare la rassegna stampa. Possiamo vedere la pagina di Catania, per esempio della Sicilia, appunto San Cristoforo abbraccia la polizia, non a caso è stato scelto proprio il quartiere di Catania per i festeggiamenti della polizia. Ieri in piazza Palestro, gremita di autorità e cittadini, la festa appunto dei 173 anni della fondazione. Il questore Giuseppe Bellassai esorta i catanesi: noi al vostro fianco, è possibile credere a una città migliore. Dicevo, non a caso San Cristoforo, un luogo simbolo dove tra l'altro appunto verrà attuato il modello Caivano, con tutta una serie di iniziative per riqualificare il quartiere, uno dei quartieri diciamo più a rischio della città. Vediamo tutte le prime pagine velocemente. Angelo, intanto Repubblica Palermo, appunto con l'apertura che abbiamo già visto: promesse in bilico ed esuberi, le ombre sull'industria siciliana. E poi bilanci, regione contro i sindaci che non hanno presentato i bilanci di previsione e che quindi vanno verso il commissariamento. Ora basta con questa inerzia, le parole di Schifani. Faccio vedere anche una notizia di calcio, perché oggi c'è l'anticipo di campionato per quanto riguarda la Serie B. I rosanero scenderanno in campo, trasferta Verità al San Nicola contro il Bari. Per la squadra di Dionisi si tratta di confermare la bella vittoria contro la capolista Sassuolo. L'impresa, destinata, come più volte è stato sottolineato, no? È stata un'impresa, un 5-3, insomma. Una vittoria roboante, speriamo che possa avere un seguito e capire se effettivamente i problemi avuti quest'anno dal Palermo sono superati, sono alle spalle. Vediamo la prima pagina della Sicilia e ti faccio vedere questa notizia che noi abbiamo anticipato 2 giorni fa. Il titolo è Inferno in Paradiso, cioè la morte di questo siciliano, catanese per l'esattezza, che si trovava all'interno della discoteca Jet Set di Santo Domingo, dove è crollato il tetto. Ancora non c'è un dato
sicuro sui morti perché continuano ancora le ricerche dei soccorritori, ma un dato certo c'è, che ci sono 2 italiani e uno di questi è appunto questo chef catanese, appunto come abbiamo detto nei nostri telegiornali mercoledì. Tragedia in discoteca a Santo Domingo, crolla il tetto, muoiono 218 persone, tra le vittime appunto questo chef catanese Luca Jemolo. E poi andiamo a vedere la Gazzetta del Sud velocemente. E anche qui vediamo notizie di cronaca. Intanto questa notizia che è molto singolare, il caso al Policlinico di Messina, un bando per soli maschi, ma poi ovviamente è stato revocato, ovviamente è scoppiata una bufera. Forse un refuso? Ma allora adesso invece noi ci colleghiamo. Dovremmo avere il collegamento con la polizia stradale, non ce l'abbiamo. Allora, se non abbiamo il collegamento con la Polstrada, facciamo una breve sosta e poi subito dopo torniamo di nuovo insieme per proseguire la nostra mattinata insieme. Rieccoci insieme. Allora, vediamo intanto per la viabilità qual è la situazione questa mattina su via Vincenzo Giuffrida. Siamo a Catania, le nostre telecamere ci mostrano che il traffico comunque è nella norma, nella normalità per le ore, diciamo, di punta, anzi dobbiamo dire che non è particolarmente, diciamo, congestionato. Adesso andiamo invece da Emanuela Corsi perché andiamo a vedere le prime pagine non solo dei quotidiani, quelli nazionali, con le notizie che riguardano ancora i dazi, l'effetto sulle borse e poi chiaramente qualche notizia. Diciamo la nuova puntata sui dazi, esatto, perché ormai è una storia che raccontiamo a puntate, ogni giorno ci sono delle novità. Ieri sembrava che le borse sorridessero, insomma, a questo stop ai dazi di 90 giorni appunto annunciato da Trump, e invece Wall Street cade di nuovo e i dazi in Cina salgono ulteriormente dal 125 al 145% e viene tutto riassunto nel titolo del Corriere della Sera. La battaglia commerciale di Trump, il post prima della tregua, su Donald l'ombra dell'insider trading. Bruxelles pausa di 90 giorni appunto sulle tariffe. Questa è la risposta dell'Europa che intanto si stava organizzando per contrastare quelli che erano i dazi voluti da Trump e imposti anche al continente europeo, ma adesso come dire, l'Europa si adegua e dice 90 giorni di stop anche da parte nostra. Bene, le borse invece in Europa, Milano è quella che chiude con diciamo il maggior risultato, più 4,73. Il tycoon tratteremo con l'Unione Europea, non con i singoli paesi, che potrebbe sembrare anche un po' una risposta a Meloni, che si prepara intanto ad andare a Washington il 17 di aprile proprio per parlare di questo tema e non solo. Vediamo le altre notizie. Intanto le imprese italiane, i timori dell'invasione di merci cinesi in questo caso, e ancora vediamo l'intervista con Weber del Partito Popolare Europeo. L'Europa è forte, resti unita nel negoziato con gli Stati Uniti. Altre notizie, altri temi. Vediamo in questa foto un insolito Papa Francesco, perché si è presentato ai fedeli, insomma, con un poncio e i pantaloni scuri da parroco in San Pietro. Ecco appunto la sorpresa di Papa Francesco, la seconda sorpresa, perché già pochi giorni fa era tornato a farsi vedere in pubblico dopo la malattia. Visita ai restauri, il Papa in carrozzina senza l'abito talare bianco. E poi per la moda c'è una svolta storica, perché svolta di Prada, comprata Versace, pagina storica, operazione da 1,25 miliardi. Questo vale il mondo appunto della moda. Tra l'altro diceva, questa è una seconda svolta, perché già qualche giorno fa abbiamo raccontato
delle dimissioni di Donatella Versace come direttore creativo appunto della Maison, e adesso quest'altro colpo di scena: Prada compra Versace, pronti ad avviare un nuovo capitolo senza per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale, ha detto Patrizio Bertelli, presidente appunto del gruppo Prada. Andiamo a vedere la Repubblica di oggi, dove invece vediamo la foto di due donne che hanno fatto grande il mondo della moda italiana, Miuccia Prada assieme appunto a Donatella Versace. Prada che acquisterà la Maison Versace. Vediamo invece l'apertura, anche qui Wall Street a picco, non crede a Trump, torna giù la borsa statunitense, volano invece le europee, il dollaro sotto pressione, dazi alla Cina al 145%, ma è tregua con l'Unione Europea che appunto congela la sua risposta e prende tempo, quindi questi 90 giorni valgono da entrambe le parti. E poi c'è questa notizia che è abbastanza singolare, perché Istat a escort e prostitute il codice per pagare le tasse. Anche la prostituzione e l'attività di escort adesso hanno un codice ATECO, acronimo di attività economiche, nella nuova classificazione sviluppata dall'Istat, in vigore da gennaio e utilizzata dal 1° aprile. Quindi adesso anche la prostituzione appunto avrà questo suo codice commerciale. La stampa: Trump, la scoperta dell'Europa, il presidente degli Stati Uniti, Unione Europea abile, non tratto con i singoli stati, ma Wall Street non si fida, i mercati ballano. Vediamo come Trump cambia facilmente idea e opinione un po' in generale, perché adesso insomma spende delle parole anche abbastanza positive nei confronti dell'Unione Europea. Fino a qualche giorno fa erano un po' meno positive. E intanto von der Leyen sospende il bazooka per 90 giorni e la Casa Bianca riapre il dialogo anche con Pechino, ma intanto alza i tassi al 145%. Ma intanto ti voglio dire che sta succedendo di tutto diciamo, nelle borse orientali, perché la borsa di Tokyo sprofonda, ha perso il 5%, ci sono anche altre borse che sono in difficoltà, quindi diciamo che questi continui cambiamenti di umore, questi continui cambiamenti anche di indirizzo non mettono al sicuro. Stanno destabilizzando, diciamo. Mentre invece c'è da dire che ci sono diciamo, altre borse che vanno un po' meglio, ma al momento quella di Tokyo è quella che ha subito e continua a subire questa tempesta per quanto riguarda diciamo, le notizie che arrivano sui dazi. Sì, diciamo, forse le borse europee sono quelle che al momento stanno tenendo, anche perché c'è questo stop appunto di 90 giorni. Non ci sono ancora le previsioni delle borse europee, vedremo fra un poco se arriveranno i futures e allora là capiremo se effettivamente anche in Europa arriverà l'onda lunga di quello che succede in Asia e nel mondo orientale. Andiamo avanti con altre notizie, Angelo, per la cronaca. C'è questa fotonotizia, la 19enne Macca a processo ad Asti per l'omicidio volontario del padre. Lei dice: l'ho fatto per difendere mia mamma perché appunto ho ucciso papà, questo è il titolo. E poi l'inchiesta di Vercelli di cui abbiamo parlato ieri, l'inferno degli stupri a 13 anni, la droga, il buio e le violenze, una storia inquietante appunto che ha come protagoniste delle bambine, possiamo dire, a 13 anni. Avvenire. Andiamo a vedere questa notizia, questa fotonotizia. Si torna a parlare del Myanmar, ricordiamo, colpito da un terribile terremoto, un devastante terremoto. Il peggio non è passato, le vittime sono 3.600, l'emergenza ora è sanitaria. Caritas, aiuti in 4 fasi. E poi la nave dei migranti subito in ritardo e dall'Unione Europea mezzo assist. Si torna a parlare appunto di migranti e di centri in Albania. Io ti volevo fare vedere soltanto un'ultima
più che prima pagina ti faccio vedere la copertina dell'Espresso. Ustica, la verità. Il 19 con 81 persone a bordo venne centrato da un caccia americano durante un'azione di guerra aerea. Ecco cosa accadde il 27 giugno del 1980. Nei reperti la prova della collisione, tutti gli indizi nascosti in 45 anni di depistaggi. Quindi ci sarebbe stato uno scontro nei cieli, diciamo, sopra Ustica. Grazie Emanuela, torniamo da te più avanti nella mattinata. Adesso attiviamo il collegamento con la Pollastrada, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo adesso a Noto, c'è il comandante del distaccamento proprio di Noto, il sostituto commissario, il dottore Concas. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno direttore, ben trovato a tutti i nostri telespettatori. Allora, abbiamo 2 incidenti dell'ultimo minuto, sulla 19 e sulla 20. Sulla 19 abbiamo un incidente all'interno della galleria Caltanissetta N, questo è il tratto interessato, proprio allo svincolo. Abbiamo 2 mezzi coinvolti, tra cui un mezzo pesante, e il tutto in via di risoluzione. Anche per quanto riguarda la Messina-Palermo, la 20 tra Milazzo e Barcellona, abbiamo più veicoli coinvolti, la pattuglia sul posto, e anche questo incidente, questo sinistro stradale, è in via di risoluzione. Per quanto riguarda l'asse autostradale, diciamo, che collega le 2 città più importanti, Catania e Palermo, possiamo dire che abbiamo i soliti lavori allo svincolo di Enna, quindi consigliamo le uscite di Mulinello e di Taino al fine di raggiungere il capoluogo ennese. Sempre sulla 19 abbiamo lo svincolo di Caltanissetta e quindi la rampa di missione direzione Catania, purtroppo chiusa. Saliamo verso nord, oltre il sinistro sulla Messina-Palermo abbiamo dei lavori allo svincolo di Taormina, con la chiusura dell'ingresso direzione Catania. Ci spostiamo sulla tangenziale di Catania, dove abbiamo all'altezza dei Caselli i soliti rallentamenti a San Gregorio, e poi per quanto riguarda questa arteria abbiamo i rallentamenti verso il centro cittadino. Andando ancora verso sud, sulla Catania-Siracusa Modica, chiediamo di porre attenzione all'altezza di Augusta, tra Augusta appunto e Siracusa, in ambo le direzioni, a causa del posizionamento dei New Jersey che portano la confluenza da 2 corsie ad un'unica corsia, quindi poniamo attenzione per quanto concerne la distanza di sicurezza. Giungendo così alla fine il tratto di competenza del distaccamento di Noto, che va da Siracusa Sud a Modica, possiamo segnalare l'interruzione, quindi l'uscita dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate a Cassibile e ad Avola in ambo i sensi. Per quanto riguarda il tratto nord, sempre su questa rete autostradale, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che, giunti al bypass, vi è la confluenza ad un'unica corsia di marcia e quindi necessita fare attenzione per le code che si vengono a creare. Ecco, nel lasciarvi con le nostre solite pillole di saggezza, così le abbiamo definite, ricordiamo che cosa? È molto importante tenere la distanza di sicurezza, ma questa diventa efficace soltanto in presenza di 2 variabili che sono molto importanti. La velocità, che deve essere sempre commisurata alle situazioni ambientali, ma soprattutto le distrazioni. Quindi se vogliamo mandare un messaggio, magari vedere le ultime notizie su Facebook, lo facciamo davanti a un buon caffè o un cappuccino nelle aree di servizio. Direttore, da parte nostra è tutto, dalla Polizia Stradale, buona giornata. Grazie, sagge parole. E adesso, augurandovi a voi un buon lavoro, ci fermiamo, andiamo a vedere le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi i primi ospiti della mattinata qui in studio. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì alta pressione dominante sul nostro territorio e questa garantirà tempo stabile e assolato ovunque. Ma andiamo a vedere la situazione sulla Sicilia. Sole protagonista con clima asciutto e con cielo sereno e terso per l'intera giornata. Attenzione solo ai venti che a tratti soffieranno moderati sul versante occidentale e su quello ionico. Ovunque i mari saranno poco mossi. Temperature massime che saranno gradevoli e primaverili.
Per quanto riguarda la giornata di sabato non abbiamo nessuna variazione, prevarrà ancora il sole su tutta la Sicilia, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Sarà possibile di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, localmente si toccheranno i 21-22 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci, come anticipato, i primi ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia, e do il benvenuto a Mirko Viola, buongiorno. Buongiorno. Il segretario di Città Insieme, e poi con lui anche Giuseppe Rannisi, che è delegato LIPU di Catania. Perché ci vediamo questa mattina? Perché in settimana, nei giorni scorsi, ci sono stati diversi confronti, c'è un confronto piuttosto attivo in questo momento in città a proposito di alcuni temi importanti, significativi per la città di Catania: l'urbanistica, i beni comuni, ma anche la rigenerazione urbana. E tra questi sono i macro temi, diciamo così. Poi da questi si possono individuare alcune, in particolare ce n'è uno di tema, che è quello legato agli orti di Cibali. Quello degli orti di Cibali è un tema, un argomento che un po' di tempo fa l'architetto Gesualdo Campo aveva in qualche modo evidenziato, fra le altre cose ex sovrintendente anche ai beni culturali. Di che cosa stiamo parlando? Cosa sono gli orti di Cibali? E, come per dire, insomma, la rigenerazione del territorio passa anche attraverso questo tipo di situazioni, di oasi, diciamo così, nella città? Ma sai che abbiamo più oasi di quanto pensiamo? Cioè, la nostra città è piena di verde e di aree disponibili di proprietà già pubblica, quindi senza bisogno di doverne fare acquisti, che potrebbero essere restituite alla città per trasformare grandissime aree, e ora le dico anche quanto sono grandi, come se avessimo un Central Park anche qua a Catania. Sembra impossibile, ma è così. Noi abbiamo oggi 342 ettari di aree disponibili che potremmo trasformare in un grande parco urbano. 342 ettari sono un numero importante. Possiamo fare qualche paragone per intenderci? Facciamo un paragone. Allora, per chi ama il calcio, sono uguali a 490 campi di calcio. Cosa... Se qualcuno è stato... Ma mi faccia capire, questo come sono distribuiti? Come è distribuito, questo è importante capirlo, no? Sono distribuiti in modo tale che noi potremmo unire le periferie col mare, il centro, il cuore della città, con tutte le aree che per il momento sono state tenute, perché geograficamente lontane dal centro, ma come se fossimo anche periferia. Invece no, potremmo creare attraverso il verde un grande connettore e forse il modo di unire finalmente questa città, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche umano, relazionale. Facciamo un altro esempio: chi è stato a Villa Borghese a Roma sa quanto è grande. Lo sa quanto sono 342 ettari? 4 volte la Villa Borghese. Allora, adesso parlo con la LIPU, perché davanti a questi numeri, che riflessione si può fare? Molte di queste aree, come diceva, sono già di proprietà pubblica. E bisogna pensare a creare un sistema infrastrutturale di verde. Uno dei rischi più pesante per Catania è il rischio climatico. Noi ci avviciniamo verso la stagione estiva e spesso abbiamo temperature che superano i 40 gradi. L'unico sistema per poter rendere vivibile durante il giorno la città è aumentare l'infrastrutturazione del verde, cioè rendere la città permeata da più verde possibile, in maniera tale che
gli alberi con la loro evapotranspirazione possono abbassare la temperatura della città. E questo magari consentirebbe gli alberi a creare anche delle zone d'ombra piuttosto vaste, no? Sì. Potrebbe aiutare anche... L'abbassamento della temperatura è uno dei servizi ecosistemici, c'è la riduzione delle polveri, c'è la produzione di ossigeno, c'è la riduzione del rumore, ci sono gli animali, gli uccelli che ci possono... Ecco, questi sono altri servizi ecosistemici che possono diciamo, essere disponibili con una maggiore quantità di verde. Viola, le chiedo, tornando agli orti però di Cibali, c'è quest'area che è di proprietà della Banca d'Italia, ma che è gestita dalla Regione. I problemi potrebbero essere legati al costo dell'acquisto, erano legati al costo dell'acquisto, però potrebbe esserci un escamotage per cui non si spenderebbe una lira ed entrerebbe, diciamo, a disposizione proprio dell'amministrazione comunale, diciamo della città, a disposizione della città. E lei richiama alcuni dei contenuti di un dibattito che noi Città Insieme abbiamo ospitato, tra i quali interventi ci sono stati anche quelli di Matteo Iannitti, di Gesualdo Campo ed altri, che hanno proprio, l'architetto Cantone, che hanno messo in evidenza il fatto che intanto si tratta di aree su cui si potrebbe discutere in ordine a dei vincoli che la sovrintendenza potrebbe valutare di apporre e che potrebbero consentire alla Regione di riconoscere dei contributi che permetterebbero al Comune di acquisire le aree a dei costi enormemente inferiori rispetto a quelli che già sono inferiori rispetto all'origine, perché si parla adesso di circa 5 milioni di euro. Parliamone, secondo noi è un'ottima occasione, anche il Consiglio Comunale si è espresso in alcune sedute a favore di un orientamento di questo tipo e potrebbe essere il primo di alcuni tasselli che stiamo mettendo per comporre il puzzle di cui parlavamo. Stiamo vedendo per l'appunto in una cartina il Parco Territoriale Monte Po Vallone Acquicella, che diciamo... Esatto, un altro pezzo di questo puzzle che potrebbe comporre ben 490 campi di calcio adibiti a verde. Sì, ma per la città di Catania sarebbe davvero una medicina importante. Ed è una medicina a costo quasi zero, perché mantenere il verde non è così costoso. Il verde si mantiene da solo. Sentiamo Rannisi. Desideravo dire che molte di queste aree possono assolvere anche a un'altra importante funzione. Catania ha problemi per quanto riguarda le acque di pioggia. Quindi il drenaggio delle piogge. Ecco, questi potrebbero essere dei pozzi dove poter fare assorbire l'acqua che invece arriva in via Etnea o arriva scende, diciamo, dai paesi pedemontani. Blocchiamola a monte. Quindi noi rivolgiamo un appello all'amministrazione comunale quando... Ma c'è il dialogo con l'amministrazione comunale? Sì, il dialogo c'è. Noi abbiamo ospitato i primi assessori, quello proprio all'ambiente, all'urbanistica, alla mobilità, che sono assessori con cui interloquiamo proficuamente anche con altri gruppi di associazioni su altre tematiche come San Cristoforo. Il tema però è che ci vuole una volontà di eseguire ciò che si condivide o ci si dice, e i costi che l'ingegnere Rannisi metteva in evidenza come riducibili grazie al verde pubblico devono essere messi a confronto rispetto ai costi di manutenzione del verde, perché se noi parliamo solo dei costi di manutenzione del verde non vediamo tutti i benefici che il verde ci darebbe anche in termini infrastrutturali, perché non è soltanto un modo per abbellire la città, ma è un modo per rendere bella e vivibile e sana la città, anche allora più sicura, forse in qualche modo. Sicura, ma guardi, non ci manca nulla, abbiamo il mare, abbiamo il clima, abbiamo l'Etna, abbiamo le persone, ci manca solo una cosa, la volontà di essere un po' più attivi verso l'amministrazione per sensibilizzarla verso la giusta direzione. E allora noi da qui lanciamo questo appello, lo ribadiamo perché ci possa essere un maggiore dialogo, un maggiore confronto, ecco, magari questo, il maggiore confronto perché si possa raggiungere per il bene della città una sintesi rispetto a quelle che possono essere anche, capisco la posizione vostra, capisco anche quella dell'amministrazione che chiaramente deve fare anche i conti con il bilancio, e nel bilancio non c'è soltanto il verde ma c'è tutto, nella città ci sono le infrastrutture, ci sono le strade, c'è la macchina che deve andare avanti, bisogna metterci la benzina, chiaramente è una metafora per poter portare avanti tutto questo. Una battuta soltanto perché il tempo stamattina è veramente un grande tiranno, ma lo è sempre.
Supporto e San Berillo, cosa possiamo dire? La posizione su San Berillo, ad esempio, cosa si può fare? Perché si discute tanto anche di San Berillo, così come di San Cristoforo. Potremmo dire cosa non si può fare. Ci si sta facendo parecchio su San Berillo, ci sono dei progetti in corso, vedremo come andranno avanti. Sul porto ci esprimeremo con forza perché è un tema delicatissimo ma soprattutto fondamentale per il futuro della nostra città, in una città dove c'è il mare ma non lo vediamo, e quindi il porto rappresenta un elemento non soltanto di sviluppo economico ma anche di ricucitura dell'intero tessuto urbanistico. Quindi certamente, nonostante ci sia un'autorità a sé, però fa parte integrante della città e dovrebbe esserlo anche dal punto di vista visibile ed estetico. Ingegnere, supporto e San Berillo, le chiedo magari qualcosa di meno e invece magari la sua posizione quale può essere? No, per quanto riguarda il porto, noi riteniamo che bisogna fare molta attenzione agli aspetti ambientali. E quindi noi abbiamo due punti importanti, la foce dell'Acquicella e la scogliera dell'Armisi. Dobbiamo discutere bene su cosa fare e con il rischio che si possano annullare queste due cose. Questo per quanto riguarda il porto. Per quanto riguarda il verde bisogna lavorarci insieme con l'amministrazione, su questo non c'è dubbio, e bisogna cercare di organizzare in maniera tale che anche i costi di manutenzione possano essere ridotti, in maniera tale da poter affrontare più problemi, perché non possiamo pensare di avere tantissimo verde se poi non abbiamo la possibilità di poterlo gestire. Quindi se la manutenzione può essere riorganizzata, rivista, questo ci consentirà di poter estendere le zone a verde. Grazie allora all'ingegnere Giuseppe Rannisi, che è delegato della Lipu di Catania, grazie a Mirko Viola invece che rappresenta il segretario di Città Insieme. Fra poco restiamo a Catania, andremo a Librino, lo faremo con Antonio Presti e non solo con lui, anche con Katia Paradiso che è una mamma di Librino. Restate qui, fra poco, dopo la pubblicità, di nuovo a Buongiorno Sicilia. Allora parliamo ancora di Catania, andiamo adesso a Librino, lo facciamo con Antonio Presti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Mecenate d'arte, fra poco parleremo di tanto, e poi con noi c'è anche Katia Paradiso che è una mamma di Librino, ho annunciato prima, una mamma particolare, Katia, perché è un'opera d'arte. È un'opera d'arte. Spieghiamo perché. Restituire la visione a ognuno di noi di sentirsi opera d'arte come opera dell'universo. E allora in questi giorni stiamo lavorando a questo grande progetto monumentale di una nuova opera che farà parte del Museo Magma, che vorrei consegnare al futuro. È un'opera che parla della sacralità delle grandi madri. La madre come sacralità, come valore di resistenza, di testimonianza, di coerenza, di sacrificio. E allora queste grandi fotografie che stiamo installando sui muri di Librino, opera di una grande fotografa, Lynn Johnson, una grande artista americana del National Geographic. Queste gigantografie accoglieranno chi va a Librino in nome della bellezza e della sacralità di quell'essere madre. Non dimentichiamo che proprio in questi luoghi che noi chiamiamo periferici è proprio la madre che assume quel ruolo sia di continuità ed anche di educazione per quella famiglia. Allora la donna deve essere rispettata e amata e custodita come valore di sacralità, e queste opere restituiscono la visione. Io volevo parlare proprio con la signora Katia perché il concetto, come dire, di inclusione, il concetto di identificazione anche sociale parte a Librino dalle famiglie, perché poi una mamma, come diceva prima Antonio Presti, rappresenta tutto questo, quello che cementifica, quello che tiene tutto insieme. Il sacrificio che fa la mamma durante la giornata, infatti le foto rappresentano la quotidianità della mamma,
per esempio la mamma che lavora, che lo lascia all'amica, che poi lo riprende. Diciamo che questo progetto è stato molto bello perché siamo stati chiamati proprio a casa. C'è un coinvolgimento Sì, lei è venuta diretto. a casa a fotografarci nel nostro spazio quotidiano, in qualsiasi particolare, nel cucinare, nel lavare. Queste foto sono enormi e prenderanno tutta, diciamo, il sottostante dell'asse attrezzato. E quindi sono 34 le colonne? Sì, no, le colonne sono un altro lavoro. Ah, un altro lavoro? Sì. Ma quante sono le foto? Per... Circa 25 foto monumentali di mamme della scuola. 5 metri per 7 metri, una foto è un quindi poster. è una vera e propria installazione di fatto. Sì, un'installazione che restituisce nella sua monumentalità la spiritualità di quell'anima che protegge il quartiere e i suoi bambini, la madre. E questa era un'opera che io volevo dedicare alle madri, perché io da quando ho iniziato il progetto di Librino, partendo dalle scuole, dalle insegnanti e soprattutto dalle famiglie, ecco, ho trovato questo abbraccio del cuore, un abbraccio del cuore che ha condiviso tutti i processi artistici. Non dimentichiamo la Porta della Bellezza, la Porta delle Farfalle, opera condivisa. C'è un filo conduttore però in tutto questo. Diciamo perché al centro c'è il quartiere, c'è il Librino, c'è l'anima. Al centro nei quartieri forse dimentichiamo, proprio quando parliamo di inclusione, di educazione alla cittadinanza, educazione alla legalità, dimentichiamo la cosa più importante, l'anima di quel quartiere, le persone. Se uno non si rivolge a quelle persone, la rigenerazione urbana, che sento tanto parlare oggi, anche un po' fashion, non è una questione di una pista ciclabile in più o una pista ciclabile in meno. La rigenerazione in questi luoghi deve essere dell'anima, della spiritualità, di restituire agli abitanti, proprio perché non hanno avuto dall'inizio quella visione della bellezza e la bellezza. Ma la vera bellezza non è l'opera d'arte che io vado a realizzare, è la bellezza e la visione di un quartiere che ritrova nel suo sentirsi opera. Katia è la testimonianza di una cittadina di Librino che si sente opera non d'arte ma opera di Librino, e oggi è qui a testimoniare con la sua presenza anche quel valore di differenza che non vuole l'inclusione ma vuole il rispetto. Il coinvolgimento, l'essere essere considerati. Sì, no? noi Librino, io sono orgogliosa di essere un abitante di Librino, mentre gli altri ci discriminano questo quartiere, però le posso dire che oggi se lei entra a Librino trova una città pulita, magari abbellita da questo museo che Antonio ci sta lasciando, perché sarà un museo a vita, passeranno generazioni e si parlerà di questo museo che ha fatto, tra virgolette, rinascere Librino, perché lei non vede più Librino come il quartiere degradato, periferico, ma oggi vedi Librino come il museo. Sì, Librino c'è la Porta della Farfalla e queste altre opere ingrandiranno il nostro museo. Sì, a proposito di opere, in questo contesto di sviluppo ce n'è un'altra, prima ne accennavo prima, il cromatismo emozionale. Sono delle colonne che abbiamo installato nella montagna sacra di Librino, perché sto creando un belvedere dell'anima di un percorso a spirale su una montagnetta del quartiere, e tutto il percorso che porta alla spirale sono tutti questi pali della luce che sono stati ricoperti da Paolo Bini, un grande artista che ha lavorato con tanto cuore, con tanta passione, e tutte queste colonne cromatiche che ha dipinto personalmente l'artista restituiscono un percorso verso la montagna sacra, ecco, di quella bellezza, e questo si trova vicino alla Porta delle Farfalle. Poi il 9 maggio mi fa piacere annunciare l'inaugurazione di tutto questo gruppo di opere, ne aggiungeremo penso altre, e questa sommatoria di tante opere è una ricucitura spirituale, estetica, che fa diventare a Librino, restituisce a Librino il museo a cielo aperto. Ecco, forse non abbiamo compreso ancora, e questo lo dico da artista, che se Librino, l'arte, la politica culturale
condivisa con la gente, restituisce un grande museo a cielo aperto, ecco, Librino non ha più quel ruolo di periferia rispetto alla centralità di una città come può essere Catania. A Librino c'è un grande museo a cielo aperto di arte contemporanea e spero anche, oltre all'amministrazione comunale, anche alla Presidenza della Regione, anche all'aeroporto di Catania, di creare con queste istituzioni un rapporto di futuro per creare la gestione anche di questo museo, perché è un museo, avrà bisogno non solo di valorizzazione ma anche di restauro, di continuo restauro. La conservazione è importante. Gli abitanti hanno rispettato le opere, nessuno si è permesso in 20 anni di toccare un'opera a Librino, ma dobbiamo noi restituire la cura come processo anche di futuro. Quindi l'amministrazione comunale, la regione, l'assessorato al bene culturale, la sovrintendenza, tutte queste istituzioni adesso insieme spero di creare un tavolo tecnico istituzionale, non solo di una collaborazione che anche l'amministrazione comunale, questo bisogna dirlo con rispetto e con cuore, abbiamo illuminato la Porta delle Farfalle grazie a un progetto dell'amministrazione. Quindi è un processo virtuoso che porta anche le istituzioni ad andare un po' appresso per restituire questa visione della bellezza, e questo è un messaggio che vorrei consegnare a tutti i ragazzi che magari ci stanno ascoltando in questo momento, e lo dico per i giovani, c'è bisogno di darvi la visione del futuro, e l'arte e la cultura, quando sceglie il potere più grande che l'uomo ha a disposizione, che è la conoscenza, ecco, anche ai giovani parla al cuore, e quindi se magari c'è un ragazzo in questo momento che rispetto al suo futuro gli viene negata la visione, ecco, Librino è la risposta di quella, dalla visione che si può fare, si può cambiare se si parla al cuore delle persone. Vorrei chiudere con la signora Katia a proposito di giovani. Lei è una mamma, i suoi figli come vedono tutto questo? Allora, loro entrambi hanno partecipato a fare la mattonella per l'installazione della Porta delle Farfalle, una già alle superiori, una ancora alla scuola Campanella, che è stato il nido di questa grande opera. Loro sono entusiasti e soprattutto sono contenti di vedere queste opere, e la gente che magari prima non vedevamo a Librino, anche persone di fuori che vengono ad ammirare questo museo a cielo aperto. A Roberto è capitato nell'autobus che gli cercavano l'autobus per andare a Librino, vorremmo vedere la Porta delle Farfalle, per noi è stata una grande soddisfazione. È una soddisfazione per voi, una soddisfazione per Antonio Presti. Soprattutto per Antonio Presti, perché grazie ad Antonio Presti abbiamo questo, perché nessuno mai aveva dato tanta importanza al nostro quartiere. Grazie allora alla signora Katia Paradiso, che è una mamma di Librino, grazie ad Antonio Presti per quello che fa con Magma, il Magma di Librino, che è sempre in movimento, certo, infatti, in continuo movimento. Il nome Magma è per quel valore del divenire del movimento che la gente del quartiere ha risposto, e vi aspettiamo tutti il 9 maggio all'inaugurazione di queste bellissime opere, per sommare insieme alle altre quella ricucitura dell'anima che Librino è bello, Librino è un sogno. Grazie. Allora, dal Museo a cielo aperto di Librino, fra poco andremo a vedere, grazie anche alla Capitaneria di Porto, la giornata del mare. Ci collegheremo in esterna con il nostro Edoardo Sergi, fra poco restate con noi. Bene, adesso usciamo dal nostro studio, andiamo al porto di Catania, vedo già in collegamento con noi Edoardo Sergi, con lui c'è un ospite, c'è il capitano di fregata Mario Scandura della Guardia Costiera. Buongiorno. Buongiorno Angelo, sì, siamo nella sala operativa della Guardia Costiera perché oggi è la giornata del mare, insomma, poi noi viviamo in un'isola, quindi l'oro blu ci attornia. Intanto, comandante, ci spieghi cos'è questa giornata del mare? Buongiorno a tutti i telespettatori e telespettatrici. Oggi abbiamo l'onore di festeggiare la giornata del mare e della cultura marinara. È stata istituita nel 2017 attraverso la revisione del decreto del codice del diporto nautico. Sostanzialmente il legislatore ha ritenuto opportuno dare la facoltà tra gli altri anche alla Guardia Costiera di promuovere la cultura marinara
e soprattutto di coinvolgere in questo progetto i giovanissimi e le scolaresche per valorizzare il valore ricreativo, economico e ambientale della risorsa marina. Sostanzialmente in questo insomma, siamo coadiuvati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal Ministero della Protezione Civile e del Mare e quindi insomma, in tutta la direzione marittima, quindi nei comandi indipendenti della direzione marittima di Catania come Messina, Milazzo, Augusta, Siracusa e Pozzallo sono in corso questa promozione, ecco, della cultura del mare. In particolare su Catania nella giornata odierna abbiamo impegnate diverse scolaresche degli istituti comprensivi Vitaliano Brancati, Giovanni Bosco e Sant'Egiuffrida, che al termine dell'attività oggi riceveranno degli attestati di partecipazione. In questa giornata insomma, siamo coadiuvati dal cluster marittimo catanese, quindi dalla Corporazione Piloti del Porto di Catania, dal gruppo Ormeggiatori e Barcaioli e dai rimorchiatori, nonché insomma, dalle sezioni locali della Lega Navale Italiana e dall'associazione Onlus 20 novembre 1989 che si occupa di persone con disabilità. Insomma, in questo senso riteniamo che sia importantissimo promuovere la cultura del mare, soprattutto nei giovani che sono portatori di questi valori anche nei confronti delle successive generazioni. Abbiamo ritenuto opportuno, il legislatore soprattutto prima di noi ha ritenuto opportuno dare al mare questa importante risorsa economica. Insomma, Angelo, tantissime iniziative oggi per scoprire il mare, sia per i giovani ma anche per i più grandi, ma la Guardia Costiera non si ferma qua, siamo nella sala operativa, c'è anche la vostra Mari e Laghi Sicuri che partirà, chiaramente già c'è ora, ma quest'estate diciamo, implementerete il vostro lavoro. Sì, chiaramente come ogni anno questa iniziativa stagionale importantissima, Operazione Mari e Laghi Sicuri, insomma, che vede impegnati i nostri uomini e le nostre donne per quanto riguarda la salvaguardia dei bagnanti e salvaguardia dell'ambiente marino. In questo senso noi dal punto di vista di risorse locali per Operazione Mare e Laghi Sicuri ci avvaliamo dei nostri battelli classe Alfa e Bravo, delle motovedette di polizia marittima, quindi classe 500, 700 e soprattutto novità di quest'anno a Catania è stata assegnata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto un acquascooter che renderà anche più efficaci i controlli. Chi conosce bene la geomorfologia del territorio catanese sa bene che questa tipologia di mezzo nautico è utile sia per la parte con fondale sabbioso, per esempio come la playa, sia soprattutto per la parte chiaramente con fondale e costa rocciosa come la scogliera. Ci tengo a sottolineare peraltro, al di là delle operazioni di carattere stagionale che ci vedono impegnati, il ruolo della Guardia Costiera nella ricerca e soccorso. Come sapete, da un punto di vista di dislocamento territoriale abbiamo 15 direzioni marittime, 55 capitanerie di porto e 51 uffici minori. La ricerca e soccorso è il compito fondamentale della Guardia Costiera e per fare questo ci avvaliamo, per quanto riguarda le nostre risorse, di motovedette classi 800 che sono autoraddrizzanti ed escono in mare con ogni tempo, con ogni condizione meteorologica, anche la più avversa. Sono adoperate soprattutto nei soccorsi di breve e medio raggio e poi abbiamo le classi 300 che vengono impiegate soprattutto nei soccorsi in alto mare. Edoardo? Aggiungerei anche l'importante compito dei sommozzatori. Angelo. Sì. Considerato che abbiamo appena un minuto dei sommozzatori. Sì, abbiamo appena un minuto e quindi mi dispiace interrompere il tuo ospite, però volevo sottolineare e evidenziare come giornate come queste, oltre a fare aggregazione, oltre a fare un confronto, evidentemente servono anche in qualche modo
a mettere in evidenza ancora una volta quello che è il legame indissolubile delle comunità costiere, come può essere una città di mare, Catania, o altre città di mare, ce ne sono tante in Sicilia, e quindi tutti noi dobbiamo diventare una sorta di custodi di questo patrimonio che la natura ci ha regalato. Volevo sentire chi, un esperto come il comandante, ogni giorno protegge questo grande patrimonio. Sì, chiaramente la Guardia Costiera è impegnata anche nella salvaguardia dell'ambiente marino. Chiaramente oltre alla ricerca e soccorso ogni giorno siamo impegnati nella ricognizione, nella prevenzione dell'inquinamento attraverso i nostri mezzi aeronavali. Vorrei citare in questo senso anche l'elicottero Nemo, la W139 ad ala rotante, e l'aereo ad ala fissa Manta ATR-42. Attraverso questi mezzi aerei e anche attraverso i nostri mezzi navali noi facciamo una ricognizione attenta del territorio attraverso il personale che con le motovedette pattuglia quotidianamente il mare e le coste, soprattutto attraverso l'attento monitoraggio degli scarichi idrici superficiali. Siamo ogni giorno impegnati nella salvaguardia ambientale. Grazie. Insomma, allora, Angelo, è tutto Edoardo. quanto per questa giornata del mare. Sì, infatti grazie, dobbiamo Grazie a te, correre. Grazie a Edoardo Sergi, grazie al suo ospite, il capitano di fregata Mario Scandura della Guardia Costiera. Adesso ci sono le pillole di Almanacco. Oggi è la giornata mondiale del Parkinson, istituita per ricordare il dottor James Parkinson. Questa giornata rappresenta un momento cruciale per condividere coscienze e sensibilizzare sull'impatto che questa condizione ha non solo su chi ne soffre, ma anche sui loro cari. Successivamente agli incendi che hanno colpito Los Angeles è stato detto che l'acqua del rubinetto non fosse più sicura da bere. Che cosa c'entrano gli incendi con la qualità dell'acqua corrente? Come spiegato da Andrew Welton, professore di ingegneria civile della Purdue University, le fiamme possono contaminare l'acqua corrente in vari modi, o attraverso le falde acquifere o mediante la rete di distribuzione idrica. L'uso elevatissimo di acqua per spegnere le fiamme ha prosciugato la rete idrica della città, che non era stata studiata per provvedere a un'emergenza di questa portata. La pressione nel sistema è calata, una condizione particolarmente problematica perché quando vengono aperti gli idranti, la cenere e gli inquinanti atmosferici vengono risucchiati nel sistema idrico, rendendolo vulnerabile a contaminazioni chimiche. Comincia oggi un nuovo fine settimana, allora andiamo dal nostro Marco Amato. Buongiorno, tazzina in tema, perfetto con il tuo cardigan. Buongiorno a te, buon caffè. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, cosa dicono le stelle per questo weekend? Allora, velocemente vi racconto come sarà questo weekend in chiave zodiacale. Ebbene, proprio la luna che si compie stupendamente piena in un'elegantissima bilancia, ma è una luna che normalmente sarebbe una luna molto fatta di regole e di bon ton, ma si oppone proprio e compie la sua prima opposizione, quindi il suo primo aspetto tensioattivo, proprio con il Nettuno novello che si è spostato in Ariete. Quindi cosa accade quando la luna piena si scontra col pianeta dei mari, del caos e della fantasia? Dunque, per Ariete, visto che è uno dei protagonisti di questa opposizione, perché Nettuno è proprio nei suoi gradi, l'opposizione della luna questa volta vale molto di più. È un Ariete che si interroga moltissimo sulla sua vita sentimentale, sul suo bisogno di relazione e sul lasciare i suoi legami o meno per rincorrere un sogno lontano che magari ha a che fare col lavoro. Questo weekend è un weekend all'insegna un po' della nostalgia e della presa di coscienza di una nuova evoluzione. Per i Toro questa luna
è abbastanza distante in gradi, è una posizione un po' intuitiva per voi, un weekend che vi lascia spazio alla morbidezza e al comfort proprio come piace a voi. Per i Gemelli è una stupenda luna piena di trigono e anche il buon rapporto con Nettuno vi farà aumentare il coefficiente di fantasia e la voglia di stravaganze tipiche del vostro segno, quindi preparatevi a un weekend veramente originale. Cancro, la luna è la vostra signora e regna sovrana nella sua pienezza, una sovranità che però si scontra con Nettuno, quindi Cancro questo weekend rifletteranno molto sulle conseguenze delle scelte fatte e su come le loro ragioni sentimentali possono essere più o meno capite in famiglia e dal partner. Per il Leone è una luna amica sicuramente e un Nettuno di trigono. Anche qui l'intuizione leonina riuscirà comunque ad avere ragione di una chiarezza sul da farsi abbastanza ampia. Questo weekend non vi riuscirà nessun programma perché sarete in balia degli affetti che vi chiederanno tutta una serie di attenzioni a geometria variabile. Vergine è una luna che vi fa dare un sospiro di sollievo proprio perché vi porta a delle problematiche che finalmente non hanno bisogno più di essere interpretate, ovvero c'è la chiarezza su tutto quello che è il piano economico, gestionale e affettivo, quindi potete solo decidere, magari consigliati da qualcuno, il da farsi. Bilancia, la luna si compie piena nei vostri gradi e proprio per questo voi vi prendete uno spazio per tornare ai vostri affetti, alle origini e soprattutto a tutto quello in cui credete sentimentalmente prezioso nella vostra realtà. Scorpione, una luna quanto mai caotica e intuitiva per voi, tutta una serie di sensazioni fluiranno e molti di voi avranno l'intuizione giusta su come trasformare o elaborare i propri rapporti. Sagittario, una luna abbastanza amica che parla proprio appunto di amicizia e di squadra ed è proprio quello su cui vi dovete concentrare, soprattutto lavorativamente. È un weekend da non passare assolutamente soli, molti amici faranno muro comune intorno a voi. Capricorno, una luna molto spinosa questa, anche perché rincara la quadratura di Nettuno, per cui caos e confusione emotive e sentimentali. Prendetevi del tempo per riflettere. Acquario, una luna di trigono assolutamente amica che porta un po' di bailam e di caos in questo weekend assolutamente originale in cui le sorprese non mancheranno, soprattutto in amore. Pesci, il vostro pianeta Nettuno è in opposizione alla luna, quindi un weekend un po' insofferente con tutta una serie di cose da sopportare che proprio non amate. Soprattutto al lavoro avete maturato che c'è bisogno di una revisione generale. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Buongiorno Sicilia, buongiorno Angelo. Grazie Marco, felice weekend anche a te. Adesso vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti nel fine settimana in Sicilia. Da quasi 20 anni il mese di aprile è il mese in cui i proprietari dei negozi di dischi di tutto il mondo celebrano il ruolo importantissimo sul piano culturale e sociale che svolgono questi luoghi all'interno della loro comunità. È il Record Story Day, in programma anche a Palermo, sabato 12 aprile e domenica 13 allo Spazio Noz, ai cantieri culturali alla Zisa. Una serata all'insegna della comicità e della leggerezza in programma al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Sabato 12 aprile alle 21 Manfredi di Riberto, attore e comico palermitano e protagonista di Uno Manfredi e 100.000. Mix di risate, magie e ironie tra cabaret, mimo, ombre cinesi e sketch musicali. All'interno della 17ª rassegna Lo Stagnone Scene di uno spettacolo viene proposto Pensaci Giacomino, il capolavoro di Luigi Pirandello che va in scena domenica 13 aprile alle 18 al Teatro Impero di Marsala. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile all'Orto Botanico di Catania va in scena Gulliver, liberamente tratto dal romanzo I viaggi di Gulliver. È un'avventura nel fantastico mondo nato dalla penna di Jonathan Swift, che grazie anche alle musiche del maestro Balsamo prende vita in un palcoscenico unico, l'Orto Botanico di Catania. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend.
E prima di chiudere, come ogni mattina, torniamo da Emanuela per qualcosa di curioso dai quotidiani. Sì, parliamo di una coppia che era partita un po' in sordina perché non piaceva tantissimo, anche perché insomma c'era lo spettro di Lady Diana alle loro spalle. Stiamo parlando di Carlo e Camilla, re e regina di Inghilterra, ma adesso piacciono tanto non solo in Inghilterra, il loro gradimento è aumentato nel corso degli anni, anche lei è riuscita insomma ad imporsi, a piacere anche ai sudditi, ma piacciono anche al resto del mondo. Loro sono stati in Italia, si è concluso questo loro viaggio con Dante, mosaici e tortellini, perché Re Carlo ha fatto tappa a Ravenna per questo viaggio appunto conclusivo. E loro, lo vediamo in questa foto, sono assieme a Mattarella e alla figlia Laura, hanno preso parte a un consiglio comunale straordinario appunto che si è tenuto a Ravenna, poi hanno salutato dal balcone dal quale si affacciarono i partigiani per annunciare la liberazione 80 anni fa, e questo è il saluto di Carlo appunto al popolo italiano che lo ha accolto in questi giorni. Grazie Emanuela, noi ci fermiamo qui, finisce anche per oggi Buongiorno Sicilia, in realtà ci fermiamo per la settimana, ci ritroviamo lunedì mattina. Grazie a tutti, come sempre ci salutiamo in musica, un buon